Buonasera, benvenuti al consueto appuntamento serale con Screenshot. Come ogni mercoledì entriamo in Consiglio regionale, lo vedete dal titolo in sovraimpressione, logistica e fotovoltaico, perché insomma sono i temi caldi che vengono discussi in questi giorni. Oggi la logistica e domani il fotovoltaico nelle commissioni del Consiglio regionale, precisamente tutte e due nella quarta commissione, e di questo parleremo con le ospiti di questa sera. Alla mia sinistra Lucia Buna, consigliera regionale della Lega, buonasera, benvenuta. Buonasera a tutti i telespettatori. Alla mia destra invece Maria Rosaria Capozzi, consigliere regionale del Movimento 5 Stelle, buonasera e benvenuta. Buonasera a chi ci segue da casa. Vi ricordo che potete partecipare inviando un sms al numero 345 995 6897. Oggi mi sono portato gli occhiali e sono riuscito a leggerlo, questa è la buona notizia. Partiamo dall'attualità. Si è parlato oggi in quarta commissione del progetto del polo logistico di Porpetto. Allora, parto subito con le domande e poi vediamo un po' quello che è emerso dal progetto. In realtà qualche dettaglio è emerso, manca il nome di chi vorrebbe realizzare questo importante polo logistico che, ricordiamo, occupa un'area di 300.000 metri quadrati vicino al casello, insomma, di Porpetto San Giorgio, e all'interno di questo progetto poi dovrebbero essere edificati 150.000 metri quadrati di complesso edilizio con un'altezza di 20 metri, si parla di 400 camion. Non abbiamo ben capito se è al giorno o al mese, questo è un dettaglio che non era indicato, però è un dettaglio piuttosto importante, e un'occupazione di diverse centinaia di persone. Insomma, un progetto un po' fumoso. Parto dalla maggioranza, un progetto un po' fumoso, qualche dettaglio in più magari farebbe comodo? Oggi è stata un'importante seduta per diciamo, mettere i ferri su un progetto che alla fine è stato portato avanti più che altro dal sindaco di Porpetto e che ha presentato in modo nebuloso alcuni dettagli riguardo a questa volontà di poter realizzare nel comune questo importante polo logistico. Ma ringrazio comunque il presidente della commissione Alberto Budai che ha voluto anticipare, nonostante non ci fossero documentazioni importanti da poter visionare da parte di noi consiglieri, perché molto spesso siamo tacciati per il fatto che si arriva in consiglio già con una predisposizione ad approvare documenti che sono già, diciamo, ovvi. Qui invece partiamo ancora prima, cioè è stata, diciamo, una audizione che ha permesso di capire chi vuole che cosa, e c'è stato un po' di tutto all'interno della commissione e come dicevo non riguardava una posizione politica, ma credo una posizione personale dei singoli consiglieri, ma anche dei singoli auditi che si sono espressi. Ritengo che quando si va a insistere su un territorio con questo genere di metrature, che comunque non è elevatissimo, abbiamo ascoltato anche l'amministratore delegato Bolzonello, l'interporto di Pordenone a 700.000, insiste su un territorio di 700.000 metri quadrati. Però è comunque impattante, anche perché la regione va nella direzione di meno consumo di suolo, per ovvi motivi, ma soprattutto perché all'ambiente ci teniamo particolarmente. E quindi questo significherebbe compensare in altre zone quello che viene tolto a quel territorio. E quindi la valutazione più che comunale e sicuramente dovrebbe rientrare su una logica regionale di governo del territorio che si esprime anche proprio con una posizione di verifica di dove vanno inserite questi tipi di infrastrutture che sono comunque necessarie. E oggi insomma abbiamo parlato messo i ferri in acqua, come esatto, si dice. Sì. Due sole precisazioni. Il sindaco Andrea Dri ha detto: al momento ne stiamo parlando, abbiamo presentato 20 richieste di modifica, insomma, al progetto che ci è stato depositato. Il terreno è ancora d'uso agricolo e al momento non abbiamo calendarizzato una modifica del piano regolatore, che ovviamente è indispensabile per il progetto. Dico un'ultima cosa, poi ovviamente le cedo la parola. Era presente anche il comitato per il no al progetto, che hanno spiegato è un progetto troppo impattante sul nostro territorio.
Vero, è un progetto anche noi che riteniamo impattante e a dirlo sono gli stessi numeri che sono contenuti nella delibera che è stata adottata dal Comune di Porpetto, una delibera in cui il Comune si pronuncia a favore di questo progetto, una delibera che risulta essere divisiva tra i cittadini perché è mancata anche una certa informazione e questo ormai accade molto spesso. Ci ritroviamo infatti cittadini che colgono appunto quello che accadrà sul proprio territorio dalla stampa e trovo che questo appunto atteggiamento vada scongiurato e questo perché poi si creano le contrapposizioni che troppo spesso vediamo, ma contrapposizioni che si generano anche tra gli altri amministratori comunali, come è emerso anche oggi in commissione, perché tanti sindaci non hanno avuto un confronto anche rispetto a questa opera che avrà delle ricadute anche sui loro territori. Un'opera a cui ha detto no anche uno stesso assessore della giunta, del sindaco Dri, tant'è che è stata anche una delle mie perplessità vedere che un membro proprio della giunta si sia opposto appunto a questa opera. Spaccatura della maggioranza. Esatto, proprio spaccatura della maggioranza. Ci auguriamo che rispetto a quest'opera appunto ci sia una presa di coscienza da parte del Comune, quindi non ci sia una modifica della destinazione d'uso che in questo momento è agricola, perché si assiste un po' al paradosso rispetto a questo progetto. Siamo in un momento storico in cui si dovrebbe spingere verso lo spostamento delle merci su ferro, invece qui assistiamo un po' a un ritorno al trasporto gomma. Su gomma, anche ed perché è quello che appunto dovrebbe essere scongiurato, ma poi soprattutto rispetto ai numeri che appaiono notevoli. Parliamo di 360-400 veicoli che produrranno CO2 e quindi la troviamo una soluzione piuttosto anacronistica e soprattutto inutile, visto che vicino c'è il polo intermodale di Cervignano, quindi non ci spieghiamo proprio il perché di questa scelta, che è lontano anche dal sedime ferroviario e quindi abbastanza impropria come scelta. Ci è stato spiegato che l'unica motivazione è la vicinanza rispetto all'autostrada. Riteniamo che appunto sia un'opera comunque discutibile, impattante, su cui non ci sono stati forniti molti dettagli, anzi sono stati piuttosto vaghi, ed è quello che abbiamo anche sollevato in commissione, perché non si può esprimere un parere in maniera definitiva senza che poi non si abbia contezza di quella che è la parte progettuale nel dettaglio. Diciamo che anche sapere il nome dell'investitore potrebbe essere un elemento importante per capire anche la portata del progetto. Penso che su questo siate un po' tutti d'accordo. Sì, portata non so del se voi avete qualche info in più di noi giornalisti. Ma no, ma la portata del progetto è stata comunque depositata, perché si evince anche dalla delibera. Capire se è un imprenditore strutturato, serio, solido, no, anche perché insomma, comunque viene costruito. Anche vedere la mappatura, ecco, di come inciderà questo polo proprio visivamente sul territorio, sul casello, esatto, insomma ci sono molti aspetti. Se sono stati fatti degli studi rispetto a quelle che sono la possibile incidenza appunto di questo polo rispetto al territorio. Quindi tante le domande, tante le non risposte. Anche noi ci auguriamo che comunque ci sia l'ultima parola spetti alla Regione, perché parliamo di qualcosa che va a incidere su tutta la nostra regione e non soltanto nel territorio specifico di Porpetto. Tra l'altro l'assessore Cristina Mirante ha specificato: noi vogliamo fare una legge che ci dia il potere di autorizzare o meno di governare il territorio, perché non è corretto che i sindaci, è chiaro, valutano il proprio territorio, che comunque è quello a cui devono governare. La Regione invece deve avere una visione più completa, che fa parte insomma dell'aspetto legislativo, che ha il compito proprio di poter incidere poi nelle varie declinazioni dei vari territori. Però
però l'assessore Almirante ha anche detto che sono comunque necessari questi poli logistici, quindi non è che siamo contrari a questo tipo di sviluppo, c'è solo da capire dove vanno insediati, quale sia il territorio più idoneo, e anche l'aspetto rotaia e gomma. In questo momento non siamo ancora in grado di sostenere solo un trasporto su ferro, abbiamo necessità di entrambe le soluzioni e i tempi si sono attivati per poter spostarlo più su rotaia, ma sicuramente in zone considerate comunque più piccole non è possibile pensare di avere le rotaie in questa fase, quindi ci sarà un percorso di transizione importante che vede costantemente attivati il nostro assessorato con Ferrovie poi dello Stato, proprio per valutare anche questo nel complesso della nostra regione Friuli Venezia Giulia. Ripeto, oggi comunque secondo me è stata comunque un'interlocuzione importante che non doveva esprimere un parere sì e no, si fa o non si fa, ma capire anche un po' di cosa. Esatto, sì, quindi io l'ho ritenuto un momento che è formativo anche per noi consiglieri, che poi dovremo andare appunto a legiferare eventualmente esatto. sul tema. Allora, intanto è arrivato un primo messaggio: buonasera, il fotovoltaico va bene, basta che non sia in terreni agricoli, da Alan Tondolo. Ci fermiamo un attimo per la pubblicità, così poi entriamo sul tema fotovoltaico, che sarà un po' l'argomento di domani, visto che arriverà la legge in quarta commissione appunto. Ed eccoci tornati a Screenshot. Dopo il progetto un po' fumoso, mi permetto, del polo logistico di Porpetto, domani alle 9 iniziano i lavori della quarta commissione consigliare per parlare di fotovoltaico, la nuova legge che dovrebbe un po' regolamentare il settore, cercare di limitare in particolare gli impianti, l'agrivoltaico, insomma l'installazione di impianti fotovoltaici all'interno di campi coltivabili. Norma che è stata definita molto positiva chiaramente dall'assessore all'ambiente Fabio Scocimaro, il quale ha ricordato che insomma con questa norma si regolamenta, si incentiva l'agrivoltaico con sotto le coltivazioni e si limita in maniera importante il fotovoltaico. Da chi parto? Perché prima magari eravate più d'accordo. Par condicio parto allora di qua. Capozzi, cosa voterete domani? Taratata. Non abbiamo ancora tratto le conclusioni, di sicuro non abbiamo espresso un giudizio positivo rispetto a questa legge, e tant'è che abbiamo presentato 24 emendamenti proprio perché riteniamo che bisogna correggerla in vari punti, così com'è questa legge non darà grandi soluzioni, e questo non soltanto in maniera retroattiva, perché non lo può essere sugli impianti pregressi, ma non servirà neanche poi tanto a bloccare impianti futuri, e questa è una nostra convinzione. Riteniamo che da questo punto di vista la Regione sia in ritardo, la necessità di una regolamentazione è auspicata e quindi ci compiacciamo, ecco, di questo passo, però abbiamo sempre denunciato e continueremo a farlo un'inerzia da parte della Regione, perché dobbiamo dire a chi ci segue da casa che nel 2010 intervenne un decreto che chiedeva di individuare le aree non idonee, e da quella volta non si è fatto più nulla. Bisogna arrivare al 2021, quando un ordine del giorno dei consiglieri di maggioranza della Lega Nord, dell'allora Budai e il presidente Bordin, presentarono e chiedevano alla Regione di intervenire, e la maniera in cui dovevano intervenire per individuare le aree non idonee era quello, dovevano utilizzare lo strumento amministrativo. Disattendendo quella indicazione, la Regione approva la legge, che giustamente viene impugnata perché si era utilizzato lo strumento sbagliato. Arrivando ad oggi c'è stato un ulteriore decreto che è intervenuto a giugno, sono trascorsi 180
giorni, quindi è decorso anche questo termine. Ci si aspettava che il governo si sostituisse alla nostra regione, però come era prevedibile non lo ha fatto, tant'è che tutte le regioni sono state rassicurate che appunto il governo non sarebbe intervenuto, e quindi si è proceduto con le leggi. La prima ad averla promulgata è stata la Sardegna, dovrebbe seguire il Friuli Venezia Giulia. C'è una legge nazionale che è sotto, in attesa della sentenza del TAR che dovrebbe arrivare, esatto, tra 9 giorni. C'è una sentenza del TAR del Lazio che dovrebbe intervenire all'inizio di marzo, Però che potrebbe anche sovvertire i contenuti di questa legge. Però, domani cosa succederà? Cosa vi aspettate? Anche perché poi la legge va la prossima settimana in aula, dove dovrebbe venire approvata in maniera definitiva. Insomma. Ma da parte nostra l'atteggiamento è costruttivo, perché riteniamo che questo provvedimento, questa norma sia importante per il nostro territorio, perché assistiamo continuamente a situazioni in cui cittadini e amministratori si oppongono al che sul loro territorio vengano messi ettari di pannelli fotovoltaici. È accaduto anche in commissione che si sia espresso il sindaco di Aquileia, fortunatamente quell'impianto è stato bloccato, Romans di Sonzo, ma cosa tantissimi sono voi? Gli esempi. Non voglio interrompere, però arriviamo noi chiediamo giustamente voi. Allora, noi innanzitutto chiediamo chiarezza, perché in questo momento sembra quasi di assistere con questa legge al gioco delle 3 carte, togli qua, togli là e si ritorna indietro. Quindi chiediamo chiarezza nell'individuazione delle aree idonee e non idonee. Chiediamo che abbiamo anche apportato delle modifiche interessanti, perché uno degli emendamenti che ho proposto interviene rispetto ai danni causati dal maltempo sugli impianti fotovoltaici, che peraltro questa era una richiesta avanzata proprio nel momento in cui la SUFC ha reso un parere su una valutazione di impatto ambientale. Chiedeva alla Regione di prevedere delle procedure proprio per i danni da possibili eventi meteoclimatici, perché in caso di grandinate oppure in caso di... Io sempre chiedo sintesi, perché sennò la gente, non vorrei essere cattivo, ma nel caso di grandinate questi impianti possono essere distrutti e quindi il materiale disperso non soltanto nell'aria ma anche nei terreni circostanti. Quindi anche rispetto a questo chiediamo, però a onor del vero, l'assessore si è già espresso anche su tutti i nostri così riassumo io, emendamenti, presentandoci una sorta di pagellina sgradevole ancora prima di rappresentarli, in cui ci ha detto: questo non va bene, questo è incompatibile, questo non lo possiamo recepire. In sostanza sono stati bocciati 60 emendamenti, quindi poi non possiamo essere tacciati di non essere collaborativi e quelli del no a prescindere, quando l'unico emendamento ad essere preso è quello del consigliere Ballock. Di maggioranza. Di maggioranza. No, allora, vorrei fare un po' di chiarezza per i telespettatori che ci stanno ascoltando. Abbiamo 6 minuti e 46. Può usarli tutti perché la consigliera ha parlato 6 minuti. Concedo la parità di non mi servono. No, mi scusi, ma se no diventa un po'... Ecco, allora, siamo partiti col dire continuamente che la regione è in ritardo. Non mi pare che siamo in ritardo, visto che altre regioni non hanno fatto ancora niente, se non la Sardegna, che comunque è in una fase in cui la prima è già stata impugnata, adesso stiamo aspettando la seconda variazione e l'avremo fra poco, quindi da questo lato siamo perfettamente in linea. Poi abbiamo fatto anche un'audizione importante dove sono intervenuti in commissione moltissimi auditi che hanno detto la loro, e l'assessore ha anche recepito diversi buoni propositi, tant'è che anche la Giunta nella prima bozza ha invece inserito degli emendamenti, e quindi anche questo significa ascoltare il territorio e averlo poi portato in aula.
E terzo aspetto, io la trovo una norma, sì, una PDL molto chiara, in quanto vengono riportate e ben anche indicate quali siano le zone idonee e quelle non idonee. Sono ben elencate, e il nostro interesse è soprattutto quello di salvaguardare i siti di interesse culturale, paesaggistico, storico e le zone agricole. Questo perché? Perché ci è arrivata una richiesta dal territorio, ma soprattutto dal mondo agricolo, quindi dalle associazioni di categoria. Anche oggi io ne ho sentita una e sono ben d'accordo nel non affidare questi terreni esclusivamente a queste multinazionali che potrebbero stravolgerlo per tanti anni, e quindi una fase di restringimento sicuramente questa legge lo dà, ma sempre nelle maglie possibili date da quanto è emerso con l'ultimo decreto appunto di giugno 2024. Di conseguenza non è che possiamo andare oltre, perché rischiamo anche noi altrimenti di avere l'impugnamento della legge e quindi procrastinare ancora più avanti poi uno strumento invece che è necessario per il nostro territorio. Quindi io credo che è una buona base di partenza che metterà ordine sia nella parte appunto agricola e nella parte invece che riguardano quei siti sensibili legati appunto al nostro territorio molto particolare, che è non solo Friuli Venezia Giulia ma l'Italia in generale, e che magari l'Europa, gli altri stati non hanno, perché i siti archeologici e di interesse storico fortunatamente sono il nostro territorio. Come era la frase? Noi costruivamo Roma mentre loro vivevano ancora nelle tende. E quindi ecco, dopodiché un piccolo inciso sull'agrifotovoltaico, che se sarà poi fatto nel modo adeguato, come in Emilia Romagna sono partiti con delle sperimentazioni e anche in Trentino Alto Adige, con delle collaborazioni con le università, credo che alcune culture potrebbero essere prodotte attraverso proprio con questi tipi di pannelli, che non sono quelli che vediamo nel nostro territorio, ma bisognerebbe proprio andare in Emilia Romagna. Io sono andata e ho fatto questo sopralluogo e mi sono resa conto che l'impatto sì c'è, però ha comunque una doppia produzione. E che comunque non potrebbe anche per gli agricoltori potrebbe essere interessante, visto. Esatto, perché dà comunque una possibilità di guadagno ulteriore, senza andare a stravolgere, perché di cibo dobbiamo mangiare e quindi e di luce dobbiamo la luce, e quindi potrebbe essere quindi un buon compromesso. Comunque io credo che potremmo approvarla e ci auguriamo anche che ci sia l'appoggio dell'opposizione. Però qualche emendamento potreste prenderlo, no? Una volta c'era l'accordo, no, ai tempi belli della democrazia cristiana. È talmente legato un po' alla normativa nazionale ed europea. Ma alcuni sono di buon senso, solo che non c'è la voglia di volerli recepire. E se mi permettete, io voglio dare un focus anche su un'ultima criticità, che è data dalle tempistiche, perché parliamo di un disegno di legge che dopo la sua approvazione devono decorrere 12 mesi, entro cui bisogna poi quindi redigere 2 cartografie, una per le aree idonee e una di quelle inidonee, che poi devono essere a loro volta recepite dei regolamenti comunali. Quindi parliamo veramente... Quindi se fanno in fretta hanno ragione, perché sennò abbiamo bisogno veramente di tempi c'è un altro aspetto, abbiamo un minuto, che riguarda le reti. Questo che non sono abbastanza... in alcuni territori ancora la rete non è adeguatamente sufficiente per il carico, per poter poi utilizzare al meglio questi impianti fotovoltaici. E di conseguenza anche questo è un tema che l'assessorato si è preso in carico
e dovremo lavorare a stretto contatto poi con Terna o comunque con le aziende produttrici di energia elettrica. Poi ci sarà il problema di dove mettere i piloni, dove fare... No, sto scherzando. Siamo in chiusura. No. Vi ringrazio. Domani mattina alle 9 per gli appassionati consiglio.regione.fvg.it potete seguire la discussione in quarta commissione. Noi ovviamente ne parleremo all'interno dei nostri notiziari. Ringrazio Maria Rosaria Capozzi del Movimento 5 Stelle. Grazie a voi. Lucia Buna della Lega. Ovviamente buona serata a tutti. Tornerete a trovarci, ve lo dico già, tanto abbiamo il mercoledì e anche il giovedì con Daniele Micheluz, domani sera in onda. Ringrazio in regia Chiara Miscoria, Paolo Bassi, è veramente tutto. Buon proseguimento di serata con i programmi di Telefriuli.